Salve a tutti, vediamo come razionalizzare i denominatori di una frazione. Razionalizzare significa togliere la radice dal denominatore. Razionalizzare il denominatore significa togliere la radice del denominatore. Questa è una frazione, quindi noi possiamo moltiplicare sopra e sotto con un certo valore. Quel valore vogliamo, basta che è lo stesso. E allora dobbiamo farlo in modo da eliminare questa radice di 3. Allora, adesso pensate a questo. Se noi abbiamo un quadrato, l'area del quadrato è il lato al quadrato e al contrario il lato è la radice quadrata dell'area. Allora, adesso vediamo come usiamo questa cosa. Qui comunque moltiplichiamo sopra e sotto con l'unica cosa ovvia che può essere radice di 3. Cos'altro dovremmo scegliere? 15 diviso fratto radice di 3 per radice di 3 fratto radice di 3. Perché facciamo questo? Perché al denominatore così otteniamo radice di 3 per radice di 3. Se il lato di questo quadrato fosse radice di 3, l'area sarebbe radice di 3 per radice di 3, è 3. Qui, insomma, per dire radice di 3 per radice di 3 è 3 e sopra abbiamo 15 radice di 3. Adesso qua 3, semplifichiamo qua il 3 e il 15, 3 diviso 3 è 1, 15 diviso 3 è 5 e otteniamo 5 radice di 3. Ok, abbiamo fatto questo. Adesso facciamo una cosa simile con la radice cubica, la radice terza. Solo che per eliminare la radice qua bisogna stare attenti, bisogna pensare invece a un cubo. Allora, se noi abbiamo il lato di un cubo, il volume è il lato alla terza. Al contrario, il lato è la radice terza del volume. Insomma, per dirla brevemente, qua se il lato misura radice terza di 2, questo è un cubo, allora il volume sarà 2. Però vedete, dobbiamo moltiplicare radice terza di 2, radice terza di 2, radice terza di 2 per ottenere 2. Ne dobbiamo avere 3 di fattori, qua ce ne bastavano 2, radice di 3 per radice di 3. Invece qua ne servono 2. Allora cosa facciamo? Intanto ricopio. Adesso con cosa moltiplichiamo? Possiamo scriverlo 2 volte se volete. Sì, radice terza di 2 per radice terza di 2. Sia sopra che sotto, perché possiamo moltiplicare una frazione sopra e sotto con lo stesso valore. Allora, a denominatore abbiamo appunto radice terza di 2 per radice terza di 2, radice terza di 2 che farà 2. Sopra mettiamo 10 e qui, perché qua non è che si semplifica, possiamo anche riunirle, moltiplicarle tra loro. Radice terza di 4, va bene scriverlo così. Adesso bisogna ancora semplificare il 2 col 10 e otteniamo 5, sì, 5 radice terza di 4. Ok, allora adesso ci rimane ancora il caso in cui abbiamo 2 termini al denominatore. Allora, se dobbiamo razionalizzare radice di 5 più radice di 3 fratto radice di 5 meno radice di 3. Allora, qua, come facciamo a eliminare dal denominatore le radici? Bisogna considerare una formula a meno b per a più b è al quadrato meno b al quadrato, e infatti qua mettendo al quadrato uno e l'altro andranno via le radici, quindi tutto questo, senza riscriverlo di nuovo, va moltiplicato con cosa sopra e sotto? E qua dobbiamo avere a meno b per a più b, noi dobbiamo guardare il denominatore, dobbiamo eliminare dal denominatore, qua abbiamo radice di 5 meno radice di 3, moltiplichiamo con radice di 5 più radice di 3, sopra e sotto.
se qui avessimo avuto il più, qui avremmo messo il meno, e anche qui, perché dobbiamo moltiplicare con lo stesso sopra e sotto. Allora, intanto scriviamo al denominatore cosa viene. Infatti, usando la regola che abbiamo appena visto, è a al quadrato meno b al quadrato, radice di 5 al quadrato è 5, meno radice di 3 al quadrato è 3. Al numeratore, volendo, uno può andare a svolgere tutte le moltiplicazioni. Abbiamo questo in parentesi per questo in parentesi, però se notate nel caso particolare abbiamo radice di 5 più radice di 3 moltiplicato con se stesso, radice di 5 più radice di 3 al quadrato, e usiamo la formula del quadrato del binomio per fare prima. Allora, com'è? Il quadrato del primo, che fa 5, più 2 volte il primo per il secondo, 2 per radice di 5 per radice di 3, diciamo, li mettiamo anche insieme, 2 per radice di 15, più il secondo al quadrato, più 3. Fratto 5 meno 3 fa 2, allora 5 più 3, qui possiamo fare 5 più 3 è 8, più 2 radice di 15 fratto 2, e adesso come possiamo fare? O raccogliamo 2 al numeratore, oppure pensiamo così: questo fratto 2 più questo fratto 2. Allora, 8 fratto 2 è 4, più 2 radice di 15 fratto 2, il 2 va via e abbiamo radice di 15. Abbiamo semplificato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.